in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. Saluti da Cormons, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, per parlare di vacche pezzate rosse, di ottimi formaggi, di prati e di pascoli con Beppino Zoff, allevatore visionario. Il CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, è partner attivo in tanti progetti che partono anche dalla terra, come è il caso della coltivazione dello zafferano, il progetto giallo. E poi ancora da EIMA un appuntamento che già ci porta alla primavera prossima, 28, 29, 30 marzo, Bastia Umbra, 56esima edizione di Agri Umbria. Un'agricoltura che rispetta il suolo, ma anche un'attività che cerca di valorizzare i vitigni autoctoni. Questo è quello che fa l'azienda Caccia Nemici. Siamo in territorio bolognese, in comune di Sasso Marconi. Vi parleremo di un'esperienza fatta da 3 soci che hanno dato valore aggiunto ad un'attività che era stata portata avanti dai loro genitori. Siamo a Cormons, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, al Borg de Ocis, l'azienda di Giuseppe Zoff, che tutto il mondo conosce come Beppino, anche se la sua stazza è poco da Beppino ma da Beppone, insomma. Tu hai iniziato con le vacche una ventina d'anni fa ormai. Anche 30, sì. Anche 30. E sei partito dal lavoro di carrozziere. Sì, io nasco carrozziere, ho fatto un periodo di 17 anni, con anche la possibilità di avere carrozzeria, però il sogno era fare l'allevatore. Quindi hai costruito la tua stalla nuova. Mi sono costruita questa stalla che era già un controcorrente, perché vedi tutta aperta. 30 anni fa qui non c'era ancora quell'abitudine. Devo dire grazie a mio papà che, nonostante mi guardava, mangiato tutto, no? Per friulano, cioè vuol dire questa volta mangiamo tutto, no? Però invece è andata molto diversamente. È andata molto diversamente e per un breve periodo di pochi anni ho seguito quella che è la zootecnia convenzionale. Purtroppo il mio era un sogno, perché sappiamo bene che la vita è breve e se non mi diverto in quel periodo è meglio non fare niente. E quindi i soldi devono servire a costruire un futuro migliore per tutti. Sì, dovevo avere una vita con gli animali, non potevo permettere vedere animali, cioè girare con le flebo la mattina per fare i record di produttività, non era più animali spesso con problemi, animali che non vivevano molto a lungo e questo non mi piaceva. Nonostante era il miglior momento, cioè più di 20 anni fa, dove il latte dava un reddito, no? Ho deciso di cambiare, ma andando un po' nel buio. E già allora hai puntato su una cosa un po' strana per queste zone, cioè il pascolo, il verde, un concetto che adesso hai veramente esteso moltissimo, perché i tuoi animali in questo momento vivono al pascolo, mangiano foraggiata verde per 7-8 mesi all'anno. Campano solo di erba. Quelle che vedete qui sono tutte le manze, che queste fino a un anno hanno una piccola quota di cereali, poi viene sospeso tutto e mandano solo pascolo e poi viene integrato l'erba verde d'estate e durante l'inverno l'erba secca. E quindi è possibile? Noi lo facciamo, adesso sì, è un percorso lungo e difficile, io ho commesso più errori che cose buone, però bisogna passare. La fortuna mia è stata dei ricordi dei miei nonni, di come lavorava la terra, perché tutto si basa sulla fertilità del suolo. Se tu non lavori sulla fertilità del suolo, tutto il resto non serve a nulla. Poi tu hai affiancato a un certo momento
un mini caseificio per ottimizzare la qualità di questo latte particolare. Subito dopo, perché facendo questo passaggio vai fallito, perché da 30 o più, cioè avere vacche che fanno 100 quintali e di colpo portarle a 60, cioè hanno sofferto anche molto quegli animali, perché abituati, oltretutto oggi possiamo dire la pezzata rossa è quasi la Ferrari, se non è la Ferrari è poco sotto. E farla correre in un paese è un po' dura, no? E come diceva un grande che hai conosciuto nell'Alto Adige, Ugo Valentin, questa è la Range Rover. Può fare anche l'autostrada e la fa bene, però può fare tutto il resto. E adesso questa razza è diventata la Range Rover. È un fuoristrada fra le razze bovine. Però insomma. comunque la genetica è andata tanto avanti, abbiamo migliorato molto la produttività, adesso stanno facendo un grande lavoro sulla longevità, su altri caratteri, che quelli sono la vera forza dell'allevamento. Ecco, facci sognare, una tua vacca quanto dura adesso? Ma noi le fermiamo all'età di 10 anni, perché le figlie devono essere meglio delle madri, e stiamo già, queste, vedi quante sono, 10, 12, ne rimarrà una o due per l'allevamento, le altre purtroppo andranno a far carne, perché non sappiamo cosa farcene. Allora a 10 anni le fermiamo, animali di prima età, li facciamo fare un bel periodo, quasi di un anno di riposo assoluto, questo è il grazie per tutto quello che ci hanno dato, loro nel frattempo ingrassano a erba e poi fanno l'ultimo sacrificio che devono fare nella vita. Mi immagino che nel piatto sia carne con una marezzatura splendida, sapori... Allora questo cambiamento lo sapevo che sul latte dava risultati, perché se ti elenco le caratteristiche loganolettiche nessuno ci crede, no? Però non pensavo che facesse questo risultato sulla carne, proprio forse più del latte, ha caratteristiche di morbidezza, di bontà, cioè è una cosa diversa. Quanto la fai frollare? Queste manze fanno quasi 30 giorni. Le vacche non, perché le vacche facciamo la costata e il resto viene macinato. Adesso va soprattutto la carne macinata o gli hamburger per chi vuole, quella no, perché sai che per legge deve essere preparata entro 8 giorni. Le costate poi fanno 40, quello che è in base alla marezzatura. Veniamo ai formaggi, che sono un po' la cifra caratteristica sia del tuo agriturismo che del tuo punto vendita. Quindi formaggi al latte crudo, 100% di pezzata rossa, quindi col marchio di sola pezzata rossa. E adesso hai iniziato anche un rapporto di collaborazione con Slow Food. Sì, ma è stato non l'abbiamo cercato. È successo che noi questo lo facevamo comunque, è successo che qui la presidente della nostra provincia, piacciono, ci sono ancora le province, è una ragazza giovane e che è diventata referente Slow Food e probabilmente ci ha segnalato come azienda di interesse. Ci hanno mandato un fascicolo da compilare, per noi era come andare a nozze, anche se sono regole molto severe, no? Perché è tutto quello che facciamo. Quindi il presidio come si chiama? Si chiama Presidio Prati e Pascoli. È nuovo, nasce quest'anno a Torino, a Madreterra, e difatti siamo andati lì a ritirare l'attestato. Quindi siete una delle prime aziende che hanno avuto questo riconoscimento? Credo che in Italia ci sia una trentina che è stato fatto questo riconoscimento. Che ti dà dei vincoli ulteriori, ma eravate già su quella strada per conto vostro? Per noi non cambia niente, eravamo già lì. E come per noi cambiare, passare al biodinamico, niente, basta fare i trattamenti dei 500 e quello che vuoi. Siamo già lì, è una cosa, ma De Luca non inventiamo niente, andiamo dai nostri nonni e hanno fatto tutto questo, ma i prodotti che hanno fatto grande questo paese arrivano da quella cultura. E quella cultura è questa. Oggi sì ci sono le macchine, perché non possiamo avere ogni persona della famiglia una vacca, no? Oggi purtroppo siamo costretti a averne di più. Noi abbiamo il vincolo mio di 30 anni, non più di 30 vacche in mungitura. Però hai investito anche sulla meccanizzazione, perché tu hai il robot di mungitura. Sì, perché io, vedi, sono un po' diversamente giovane e poi c'è grande difficoltà a trovare persone, è anche giusto, perché è un sacrificio fare l'allevatore, inserire la macchina può aiutarci a fare una vita migliore.
Quindi in questo momento le vacche vanno a farsi mungere, immagino, 3 volte al giorno più o meno? No, noi abbiamo limitato 2,5 al massimo. La nostra produzione è 20-22 kg, questa andando oltre abbiamo scoperto che nel caseificio, ti faccio un esempio semplicemente, tutte prove fatte noi, no? Nella nostra caldaia da 600 litri con un latte a 20-22 ne escono 21-22 forme. Quando adoperiamo un verde non sai come contenerle, ma tiriamo via anche la piccola quota una piccola quota deve essere nel robot, no? Accorciamo che questa, quando vai sui 25-27 ne fai 18-19 di forme. Allora vale la pena, cioè quel latte che metti in più è acqua che va a diluirti anche la parte nobile del latte, allora vale la pena. Per noi no, poi ognuno deve fare quello che crede. Che tipi di formaggi fate in questo momento? Il nostro più importante è sempre la latteria, io credo in quel prodotto lì, poi ti devi anche adeguare al mercato facendo dei molli, fanno la zoffarella, non la zoffarella, chiamata è il più grande prodotto che abbiamo è lo yogurt. Questo è latte tal quale e se vai sopra i 20 kg non fai quelle cose lì, non viene fatto evaporare, viene solo termizzato. Latte appena termizzato da 62 portato a 40, messo nei vasetti e i vasetti vanno in fermentiera per 12 ore. Questo è per avere il massimo della sicurezza alimentare. Questo è il processo, e quello lì è yogurt. E quindi i tuoi consumatori vengono qua, comprano i formaggi, fanno una girata? Ormai abbiamo creato un giro di persone che amano il cibo ma che amano vivere meglio, perché dimmi cosa mangi ti dirò chi sei, no? Parliamo del latte, quindi sarà un latte che avrà un sapore diverso? Sapore diverso, ma soprattutto in questi anni abbiamo investito tanto nelle analisi, perché non si può dire il mio è migliore se non ha. Allora, ti assicuro che è completamente diverso. Un piccolo rapporto omega 3, omega 6, noi siamo all'1,2, 1,3, 1,1, quando parliamo anche dall'1,15, 1,20. E allora vedi che la parte proprio del colesterolo questo eccesso, no? Nel latte. E allora hanno ragione gli alimentaristi umani nel dire diminuire i prodotti lattiero-caseari, ma quando sei a questo livello, cioè l'ultima analisi abbiamo fatto delle prove così per provare per quanto riguarda il lattosio, no? E non c'è neanche nel formaggio 2 mesi. Cioè è stranissimo questo, perché si parlava che non c'è nei parmigiani, non c'è, ma noi abbiamo le analisi, non è che sono storielle, non c'è neanche in quelle di 2 mesi. Capisci qual è la grande differenza? I beta-carotenoidi con l'erba verde, l'acido oleico coniugato che è 30 volte in più con l'erba verde. Cioè, vedevo ieri un'indagine sulla Sardegna, sai quei signori che vivono tanto a lungo, mangiano fette di pecorino da far paura, che arriva da quei pascoli mai toccati e sempre custoditi. E veniamo all'agriturismo. Hai dato questa possibilità. Sì, allora quando abbiamo fatto la ristrutturazione era la vecchia stalla, lasciarla lì abbandonata e abbiamo creato queste 5 camere, toccando, cioè non c'è un prodotto chimico all'interno, i muri sono calce e polvere di ossido per colorarle, per dire niente, cioè il legno è trattato con acqua, perché ho sempre creduto in questa cosa, no? Da lì e poi sono anche un peso in questo momento per l'azienda, è un piacere ospitare le persone, però siamo tirati col lavoro. Sì, Poi io ricordo, visto che ho dormito qua una notte, una colazione alla mattina straordinaria. E questo cioè, mia moglie è la regina dei dolci, no? Lei ogni giorno ne fa uno e poi usando i nostri prodotti si vai a nozze, insomma. E se guardate dietro di noi queste manze, direi che siano forse il miglior biglietto da visita per capire come i pascoli e i prati, utilizzati in maniera intelligente, possono essere per un'azienda di queste dimensioni una soluzione davvero vincente. Muccone, arrivo!